Instrumenta Design Junior 2020. L'antico ispira il contemporaneo. Il reperto archeologico ispira i creativi a sviluppare oggetti d'uso quotidiano. Grazie alle direzioni di 9 musei archeologici ci mettiamo in gioco, accompagnando i partecipanti a scoprire manufatti millenari dall'aspetto particolare e che servivano come instrumenta, cioè oggetti di tutti i giorni. Questo per il concorso internazionale che nasce a Venezia e attraversa tutta l'Italia. Intervista al reperto. Riton zoomorfo. Di che materiale sei fatto? Sono fatto di vetro soffiato. In che epoca sei stato creato? In età romana, per essere più precisi, nel primo secolo d.C. Di che colore sei? Ho un colore variabile tra il giallo e il bruno. Chi ti usava? Chi voleva fare un brindisi. Sei decorato? Guardami bene, sono fatto a forma di lumaca. A cosa servivi? Servivo per brindare, quindi per bere o anche per offrire bevande rituali ai defunti o alle divinità. Dove sei stato trovato? Io vengo da una necropoli di Cavarzere, in provincia di Venezia. Di che materiale e come saresti fatto oggi? Oggi probabilmente sarei sempre di vetro o forse di cristallo. Avrei la forma di un bicchiere, magari a calice. Intervista al reperto. Imbuto. Di che materiale sei fatto? Sono fatto in terracotta, ma di un tipo particolare, quella nota come terra sigillata. In che epoca sei stato creato? Sono un imbuto di età romana. Più precisamente, sono stato creato nel primo secolo d.C. Di che colore sei? La mia argilla ha un bel colore arancione, mentre la vernice che mi ricopre ha un colore rosso corallo. Chi ti usava? Qualcuno che doveva avere a che fare con dei liquidi. Sei decorato? Ho ben 3 fasce di decorazione. Quella superiore con un tralcio d'edera e delle rosette a 6 petali. Quella centrale con un motivo di foglie e steli con boccioli e quella inferiore con 3 file di foglie a forma di punta di lancia. A cosa servivi? Per travasare i liquidi da un contenitore all'altro. Dove sei stato trovato? Io vengo da uno scarico di bonifica di una zona umida della città di Adria, conosciuta come Retratto. Di che materiale e come saresti fatto oggi? Oggi conserverei la mia forma capiente con poi un restringimento proprio per consentire il passaggio dei liquidi. Cambierei sicuramente il materiale. Oggi sarei fatto di plastica. Intervista al reperto. Cucchiaini. Di che materiale siete fatti? Alcuni di noi sono fatti in bronzo, altri in osso animale. In che epoca siete stati creati? Siamo stati creati in epoca romana, attorno al primo secolo d.C. Di che colore siete?
Chi di noi è fatto d'osso ha un colore giallastro. Quelli fatti di bronzo invece hanno un colore che vira verso il verde. Chi vi usava? Venivamo utilizzati da chi consumava il cibo e da chi preparava sostanze particolari. Siete decorati? Decorati proprio no. Alcuni di noi però hanno una punta al termine del manico, dal lato opposto a quello della testa. A cosa servivate? Servivamo o per consumare cibi speciali, lumache, molluschi e uova, oppure come unità di misura da chi preparava alimenti, ma anche cosmetici o addirittura farmaci. Dove siete stati trovati? Siamo stati trovati all'interno della città di Adria in uno scarico di bonifica noto come retratto. Di che materiale e come sareste fatti oggi? Oggi potremmo essere fatti d'acciaio, di plastica o, per i più sofisticati, d'argento.